distrettuale di Palermo sulla mafia nigeriana. In via Pisa, Treviso, arrestato un 34enne, gestiva con la moglie un negozio etnico nel quartiere di Santa Bona. Fondo di ristoro per le vittime dell'ex Popolari, stallo in Consiglio dei Ministri sui rimborsi. Secondo indiscrezioni il governo avrebbe infatti trovato un accordo solo sullo scudo. Infermiera trevigiana, si infarto di un detenuto e gli passa di nascosto un cellulare per mandargli video 8. La donna ora è indagata dalla procura. Diffusione di video e immagini intime, partita da Montebelluna nel Trevigiano la battaglia per arrivare alla legge sul revenge porn, a intraprenderla una ricercatrice trevigiana. Aeroporto di Treviso, Partito Democratico all'attacco dell'amministrazione Cassugana, solo annunci ma nessun fatto concreto, dice il capogruppo Pelloni, e il risultato è il 20% dei decolli sulla città. Mancanza di medici specialisti, l'allarme dell'associazione dei direttori di anestesia, la carenza è pericolosa, dicono bene soluzioni tampone ma servono misure a lungo termine. Per Manuel Bortuzzo, il nuotatore di Morgano colpito da un proiettile a Roma, si riaccende la speranza, dalla Svizzera la tecnica wireless che potrebbe farlo tornare a camminare. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano il Maxi Blitz della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. L'operazione denominata No Fly Zone ha portato all'arresto a Treviso di un esponente della mafia nigeriana, prelevato dalla sua abitazione in via Pisa. In totale sono stati eseguiti 13 fermi per sfruttamento della prostituzione. È finito in manetto un 34enne nigeriano residente in via Pisa. Gli uomini della squadra mobile di Treviso e di colleghi della questura di Palermo questa mattina sono andati a prenderlo a casa e lo hanno portato nel carcere di Santa Bona. L'uomo, secondo la direzione distrettuale antimafia, faceva parte della Supreme Icon Fraternity, un sodalizio ben radicato in Italia e in Europa. Si tratta di un'organizzazione criminale nigeriana specializzata in furti e reati contro la persona. L'uomo, con regolare permesso di soggiorno, vive da qualche tempo a Treviso assieme alla compagna connazionale ed è titolare di un negozio di prodotti etnici in via Ronchese nel quartiere di Santa Bona. Secondo gli inquirenti rappresentava una delle principali ramificazioni della mafia nigeriana nella Marca. La maxi operazione della direzione distrettuale antimafia di Palermo è scattata questa mattina in varie questure d'Italia. In totale sono state fermate 13 persone per sfruttamento della prostituzione. L'arresto del 34enne ha fatto subito il giro della città. Non ci aspettavamo un fatto così, commenta Enrico Renosto, ex consigliere comunale residente della zona, anche se qualcosa di strano l'avevamo notato. Avevamo notato che c'era una scarsa affluenza di clienti, quindi ci si chiedeva un po' come potesse tirare avanti e anche degli orari di apertura oltre le 21, le 22, qualcosa, certo nessuno si aspettava una notizia di questa portata. D'altra parte questa operazione ci fa capire che il nostro territorio è ben monitorato e attenzionato dalle forze dell'ordine. I commercianti che hanno il negozio vicino a quello del 34enne sono stupiti, persona gentile e tranquilla, dicono. Tranquilla e anzi non ho mai avuto niente, dei problemi, niente. Salutare, buongiorno, come va, il lavoro come va, bene bene, basta, tutto bene. Ma si aspettava che potesse essere una cosa del genere? No, perché non immaginavo neanche. Cioè, per la persona è a posto, vedere così dopo. Lo conoscevo come vicino di negozio. Che persona era? Perfetto, regolare, arrivederci, corretto, basta. Ho sempre visto la moglie dentro il negozio, lui che veniva la sera finito di lavorare, andava via, ma non ho visto gente che veniva, andava, tornava, mai visti. E adesso la vicenda dei risparmiatori truffati dalle banche. Oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri, che doveva dare il via libera ai rimborsi, è iniziato in ritardo, pare con la certezza che nemmeno stasera si arriverà alla chiusura del caso con le norme per accedere ai tanto sospirati ristori. Allora il punto della situazione nel prossimo servizio. Continua la discussione infinita sui rimborsi ai truffati delle banche venete ed è continuata anche nel Consiglio dei Ministri, convocato per le 16 e poi slittato alle 17, perché pare non si riesca a trovare la quadra tra le volontà dei due vice premier Di Maio e Salvini e i dubbi del Ministro delle Finanze Tria.
Stallo peraltro confermato anche dalle indiscrezioni che danno per certo all'interno del decreto crescita solo un cambio dell'arbitrato e la conferma di norme a difesa del Ministero sul fronte del danno erariale. Da una parte la concretezza alle promesse fatte più volte a più associazioni da parte di Lega e 5 Stelle sul ristoro di chi nei crack delle banche venete ha perso tutto e la convinzione invece del titolare di Palazzo di Via 20 Settembre e dei suoi funzionari che così come è stato scritto il decreto porterebbe al ritiro dei ristori da parte dell'Unione Europea con l'accusa al ministro Tria e al suo staff di danno erariale. Quindi per non illudere ulteriormente gli azionisti delle banche colate a picco, ma in particolare per non dover poi rispondere personalmente di tutta la vicenda, da giorni tra Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia e Finanze circolano carteggi su possibili variazioni della legge. E nel borsino delle ipotesi, quella che raccoglie maggior successo, vedrebbe una corsia preferenziale ai truffati con ISEE inferiore ai 35.000 euro e un patrimonio complessivo non superiore ai 100.000, mentre per gli altri si andrebbe all'arbitrato caso per caso, ma se ne parlerà in una nuova riunione, mentre ai risparmiatori non resta che attendere e sperare. Adesso pretendiamo appunto che il governo agisca, che disciplini in maniera compiuta il fondo indennizzo risparmiatori e i risparmiatori non possono far altro appunto che sperare che il governo faccia quello per cui è stato sostanzialmente votato. Torniamo alla cronaca, arrestato il pusher che spacciava nelle piazze di Montebelluna e Cornuda, in casa trovati droga e soldi. Da mesi lo tenevano sotto controllo, era sospettato di spacciare nelle piazze di Cornuda e Montebelluna. Il blitz è scattato ieri nel tardo pomeriggio. I carabinieri di Montebelluna lo hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A finire in manetto un 36enne cittadino dominicano. Si tratta di un operaio insospettabile e regolare nel territorio italiano. Nella sua abitazione i militari hanno trovato e sequestrato 100 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Non solo, ma sono stati anche trovati 1.200 euro soldi ritenuti il frutto della sua attività di spaccio. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione del pubblico ministero. È stata arrestata dai carabinieri di Portogruaro e Treviso una 25enne residente nella Marca accusata di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito. La donna però non avrebbe agito da sola e adesso sono in corso indagini per risalire alla sua complice. Il colpo era stato messo a segno lo scorso settembre. La vittima è una 60enne alla quale era stato rubato il portafoglio. Per questo furto è finita in manette una 25enne residente a Treviso. La donna, secondo gli investigatori, non era nuova a questo tipo di reati ed agiva con una complice sulla quale sono in corso delle indagini. Il loro modus operandi era sempre lo stesso. Mentre una distraeva la vittima, l'altra ne approfittava per rubare. L'ultimo episodio è accaduto nel parcheggio di un supermercato a Portogruaro. Dopo il furto, la 25enne arrestata è riuscita a prelevare con la tessera bancomat trovata nel portafoglio 250 euro dal conto della vittima. Dopo una lunga serie di indagini è stata individuata ed arrestata. Ora si trova nel carcere di Venezia. Indagini invece sulla complice. Si infatua di un detenuto, gli passa di nascosto un cellulare per potergli mandare video hot. Ora un'infermiera trevigiana è indagata dalla procura. Finirà tra le tante storie pruriginose di questa Marca gioiosa e tamorosa la vicenda della bella infermiera e del detenuto che si è consumata nella tarda primavera dello scorso anno. Lui, è il caso di dirlo, oltre che rubacuori, era dietro alle sbarre di Santabona per reati ben più gravi legati ad un assalto con l'esplosivo al bancomat di Zoppola nel Pordenonese. Andrea Viganò, milanese in azione nel nord-est, da 2 anni è in carcere di Santabona. È comunque attivo all'interno della casa circondariale per pulizie ed altri lavoretti. Ed è durante una di queste attività che incrocia l'infermiera di servizio. Lei, 38enne di Mogliano, cede quasi subito al fascino maledetto e ne nasce una relazione sotterranea che diventa sempre più passionale. E quando non è fisica diventa digitale, con un telefonino che la donna regala a Viganò e che Viganò utilizza di notte per le telefonate intime. Tutto si interrompe quando gli agenti della penitenziaria scoprono il cellulare e con l'unico numero registrato risalgono all'infermiera, che ammette tutto in un fascicolo aperto dalla procura di Treviso. Ora lui è stato trasferito nel carcere di Brescia e lei spostata dall'URSS in un'altra struttura sanitaria, nell'attesa dei giudici che l'hanno indagata per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Mai come in questa vicenda è il caso di dire quando l'amore è galeotto. Parliamo adesso di revenge porn, perché la prima ad aver dato via all'iter che ha portato ieri all'approvazione del codice rosso in cui è inserito proprio anche il revenge porn alla Camera è una ricercatrice trevigiana di Montebelluna.
sono onorata di essere stata comunque la faccia di tutto questo e di aver forse dato la prima spinta. Il volto è quello di Silvia Semenzin, 27 anni, di Montebelluna, ricercatrice in sociologia digitale all'Università di Milano. Grazie a lei e al gruppo di persone che è riuscito a sensibilizzare e mettere insieme nella lotta contro il revenge porn, oggi si avvicina ad avere una legge che punisce chi diffonde online immagini intime senza il consenso di chi vi appare. La battaglia di Silvia inizia quando lei stessa si scontra con vittime di revenge porn tra la sua cerchia di amicizie. Di fronte al dolore di queste ragazze inizia con le colleghe dell'università uno studio più approfondito del fenomeno. Organizza una conferenza alla quale prende parte anche Amnesty International. Io ho cominciato a collaborare con Amnesty per fare sensibilizzazione nazionale sull'argomento. Dopo la campagna sono finita a parlare proprio come testimonianza da parte di Amnesty International a una conferenza in cui c'erano anche le 3 associazioni che poi mi hanno chiesto pochi mesi dopo di diventare la faccia della campagna Intimità Violata. Da qui inizia il suo impegno come testimonial di Amnesty, che sfocia in una petizione rivolta al mondo politico. Abbiamo chiesto, lanciando la Change.org, alle istituzioni italiane, facendo riferimento principalmente a Laura Boldrini, di varare una legge contro il revenge porn. Laura Boldrini è stata una delle prime firmatarie della nostra petizione. In meno di 2 settimane vengono raccolte 100.000 firme. È il primo passo concreto dell'iter politico. Il resto è storia di queste ultime ore, con l'approvazione alla Camera del Codice Rosso in cui è contenuto anche il revenge porn. Spero che le forze politiche abbiano capito anche il senso di questa campagna, che proprio si basava su dei principi cardine, tra cui il riconoscimento del consenso nel diffondere una foto, il rispetto della vita intima, la libertà sessuale femminile. Chi è vittima del revenge porn, spiega Silvia, vede la propria vita cambiare. Non tanto forse perché prova vergogna per quello che ha fatto, ma perché prova vergogna per il giudizio e l'etichetta che le viene messa addosso dal resto della società. E quello è quello che porta le persone poi anche a casi estremi come il suicidio, oppure a ripercussioni psicologiche che vanno dalla depressione all'ansia, alla autocensura online, fino poi proprio a dover cambiare lavoro, non trovarlo il lavoro, perché poi chiaramente se è una cosa su internet, pure le aziende, i datori di lavoro hanno accesso a queste informazioni. E all'interno del Codice Rosso, approvato ieri alla Camera, in cui era contenuto appunto il revenge porn, anche il tema della castrazione chimica, argomento sul quale la maggioranza si è divisa, con la Lega che ha almeno al momento ritirato l'emendamento. E la castrazione chimica è un tema sul quale si dividono anche i trevigiani. Sentiamo. La castrazione è anche possibile purché sia abbinata ai 10, 15, 20 anni di carcere, allora funziona. Se parliamo di stupri, cose di questo tipo, assolutamente carcere e castrazione chimica, anche perché certe cose non le correggi, penso. Le pene corporali non sono la soluzione, ecco, credo, in uno Stato di diritto. Tendenzialmente sarei contrario. Bisognerebbe trovare un metodo per evitare che chi ha questo tipo di predisposizioni, diciamo così, ripeta più e più volte il reato. Ci sono altri sistemi, penso, che la castrazione chimica. Non sono d'accordo assolutamente. Meglio altre alternative, ma quello no, non ci sta, non sta in cielo né in terra. È giusto punire, ma è un po' troppo esagerata. Personalmente non sono mai per gli estremi. Però bisognerebbe trovare una soluzione, soprattutto garantendo una pena certa per chi commette certi reati. Aeroporto di Treviso adesso, il Partito Democratico all'attacco dell'amministrazione comunale, solo annunci ma nessun fatto concreto, dice il capogruppo Dem in Consiglio Comunale Pelloni, e il risultato, dice, è il 20% dei decolli sulla città. Gli abitanti dei quartieri di Sant'Antonino e di San Zeno della Chiesa Votiva sono molti di più degli abitanti di Quinto. E dunque Treviso non ci sta a vedersi passare letteralmente sulla testa il 21% dei voli in decollo dall'aeroporto Canova, come stabilito nel piano di Save Air 3, che ha avuto qualche giorno fa l'ok della Commissione di valutazione dell'impatto ambientale del Ministero. Il capogruppo del PD Pelloni parte all'attacco del sindaco Conte. Scopriamo oggi che partirà una trattativa con Save, che forse doveva partire un anno fa, quando lui ha vinto le elezioni,
prima c'era una trattativa e questa trattativa aveva impedito sino a ieri che i voli partissero, le rotte partissero anche sui quartieri sud di Treviso, salvo brutto tempo, emergenze varie. Invece da oggi ai prossimi anni i voli partiranno sui quartieri sud di Treviso, il 20% in più di tutti i voli, e quindi questo ci preoccupa molto. Le minoranze faranno ora richiesta di accesso a tutti gli atti compiuti da giugno in poi dal sindaco in materia di aeroporto. Il nostro sospetto è che oltre ai tanti annunci non si sia fatto niente. L'accusa anche in questo caso è di immobilismo della giunta, tema del volantino che il PD ha diffuso nelle ultime ore. Noi abbiamo fatto un volantino in cui diciamo chiaramente che il sindaco Conte ha fatto molti annunci, però sta vivendo di rendita di quello che ha fatto la giunta precedente e non ha fatto niente, nessuna delibera. Saltano i consigli comunali perché non ci sono delibere all'ordine del giorno, non si fanno le commissioni perché non ci sono temi. Insomma, noi vogliamo i fatti, questi oggi non li vediamo. È immediata la replica del sindaco Conte, che parla poi dei lavori all'asilo nido di Fiera e della soluzione trovata per la sistemazione dei bambini. Sorrido perché ho intravisto nei social network un triste volantino del Partito Democratico, che passano le serate a incontrarsi per stilare questo tristissimo volantino senza tra l'altro nessun contenuto, invece magari di portare un contributo costruttivo all'amministrazione. Nessuno del Partito Democratico si è fatto sentire per proporre delle soluzioni, ma non è un problema, noi le soluzioni le abbiamo trovate. Dimostrazione pratica che la giunta non è affatto immobile, secondo il sindaco Conte, la gestione della temporanea chiusura dell'asilo nido di Fiera tra luglio e dicembre per l'intervento di messa in sicurezza programmato dal Comune, già fissato per martedì 16 aprile alle 18 nell'aula magna dell'Istituto Turazza un incontro pubblico con le famiglie. Stiamo organizzando un'assemblea pubblica dove andremo a spiegare le tempistiche del cantiere, che di fatto comincerà a giugno e compreso il completamento dei nuovi arredi finirà a dicembre, quindi a gennaio tutto tornerà alla normalità. Dal 15 luglio fino al 31 dicembre il nido di Fiera verrà chiuso per i lavori di messa in sicurezza secondo le norme antisismiche. Quest'anno partiremo con un intervento che vedrà impegnati circa 200.000 euro per riqualificare l'asilo nido di Fiera. E quindi ci sarà un periodo di transizione dove chiederemo un piccolo sforzo ai genitori e anche una piccola convivenza tra asili nido, ma grazie anche alla disponibilità della parrocchia di Santa Maria del Rovere di Don Adelino siamo riusciti a trovare una soluzione temporanea alle Carmen Frova, dove lì allestiremo un asilo nido temporaneo, quindi riusciremo anche a non impedire i nuovi inserimenti dei bambini. Credo che i lavori ben programmati e soprattutto queste soluzioni temporanee possono offrire un miglior servizio ai cittadini e soprattutto rimetteranno a disposizione della nostra comunità degli asili nido nuovi, riqualificati e in totale sicurezza. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta per parlare di politica con le amministrative del 26 maggio. A Paese centrodestra spaccato, la Lega ha già presentato la sua candidata. Stasera sentiamo l'attuale vice sindaco di Paese, De Marchi di Forza Italia, che però precisa che questa sua candidatura per il comune di Paese è senza appoggi politici. Uno dei motivi per cui io vi presento senza partiti è perché voglio essere libero di portare avanti un programma, di farlo con persone competenti che conoscono bene i settori sui quali vengono chiamati ad amministrare. Martino De Marchi, attuale vice sindaco di Paese, esponente di Forza Italia, precisa che la sua candidatura è senza colori politici, ma aggiunge piuttosto la squadra che lo appoggerà sarà formata da professionisti e tanti giovani. 43 anni, sposato con 2 figli, avvocato, De Marchi punta a migliorare quanto l'amministrazione di cui lui stesso fa parte ha fatto in questi anni, con l'obiettivo di trasformare Paese in una smart city. La progettazione di quelle che sono le opere per i prossimi 5 anni di lavori pubblici, quindi sicuramente la continuazione delle piste, ma anche il restauro di quelle che sono le palestre comunali che ne hanno bisogno, le piazze come centri aggregativi e la riformulazione dei centri storici attraverso il restauro di quelli che sono edifici esistenti e fatiscenti nei centri.
Attenzione poi ad un tema molto sentito a Paese, quello dell'ambiente. Non gravando di traffico, non andando a sfruttare il territorio dove invece è verde, si può effettivamente vivere meglio tutti quanti. Il programma di De Marchi ruota intorno ad un concetto, star bene a Paese, realizzato sotto varie forme. Anche trovare degli eventi a Paese senza andare altrove significa vivere la quotidianità all'interno del proprio comune, significa creare un'economia all'interno del proprio comune. Torniamo a parlare della carenza di medici, soprattutto specialisti negli ospedali veneti, e l'associazione dei direttori di anestesia lancia l'allarme. ADARV è l'associazione dei direttori di anestesia e rianimazione del Veneto. È un'associazione che è venuta a crearsi da una costola di un'associazione più ampia, è un'associazione che ha tutte le caratteristiche di iscrizione all'albo regionale, che non ha valenza o connotazioni né sindacali né scientifiche, ma che vuole essere un momento di confronto continuo mensile con tutti i primari di anestesia. Come intende portare avanti la sua presidenza per i prossimi anni? I nostri obiettivi sono quelli di interloquire con la Regione per quello che è la mancanza di medici, in particolare di anestesisti, fare un monitoraggio attento del personale in servizio, ma anche quello che andrà in pensione nei prossimi 3 anni. Essere disponibili ai confronti anche in termini di performance delle sale operatorie e delle appropriatezze di terapia intensiva, che era un percorso che avevamo già iniziato precedentemente. Lei ha citato un tema molto serio che è quello della carenza di medici, cosa ne pensa? La carenza di medici, di specialisti e anche di medicina chiaramente generale è un tema caldo e molto pericoloso. Deriva da una correzione di 20 anni fa e quindi tanto tempo ci vuole ad arrivare a un equilibrio. Ci sono delle soluzioni tampone che vanno messe in atto adesso, ma le altre, quelle a medio e a lungo termine, dovrebbero essere condivise con quelli come noi che sono ogni giorno sul campo. Per Manuel Bortuzzo, il nuotatore di Morgano, colpito da un proiettile a Roma, si riaccende la speranza. Dalla Svizzera, infatti, una tecnica wireless potrebbe farlo tornare a camminare. Arriva dalla Svizzera la nuova tecnica che potrebbe permettere a Manuel Bortuzzo di tornare a camminare. Ad ipotizzarlo Grégoire Courtin del Policlinico Federale di Losanna. Si tratta di una stimolazione elettrica del midollo spinale wireless. Già sperimentata, 6 pazienti hanno recuperato la funzionalità delle gambe paralizzate. È prematuro parlarne, dice Courtin, che presenta in queste ore i risultati aggiornati della metodologia innovativa, ma potenzialmente Manuel potrebbe rispondere al trattamento. Certo, il caso del nuotatore è complicato perché la lesione spinale è stata determinata da un proiettile, ma sulla base dei dati ad oggi noti il giovane potrebbe rientrare nella tipologia dei casi potenzialmente rispondenti a questa tecnica. Fino ad ora sono stati trattati pazienti con lesioni spinali vecchie di alcuni anni, ma i test effettuati sui topi, ha spiegato Courtin, hanno dimostrato che un utilizzo della tecnica su lesioni recenti dà risultati notevolmente migliori. Per questo dal 2020 sarà avviata una nuova sperimentazione su pazienti con lesioni recenti. Siamo in chiusura, subito dopo di noi vi ricordo l'appuntamento con 20:10, ospiti in studio Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle e Fabio Chiesa di Forza Italia, poi a seguire alle 21:15 prima serata con la Zanzega. Con le notizie da Treviso ci fermiamo qui, ora previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Va migliorando il tempo sulle nostre regioni, tuttavia nella giornata di venerdì avremo ancora una lieve instabilità in alcuni settori. Vediamo in quali. Nel dettaglio sul Veneto avremo piogge sparse ma piuttosto frequenti un po' ovunque, localmente anche alternate a maggiori schiarite. Migliorerà ovunque entro la notte. Temperature minime tra 3 e 9 gradi, massime in calo tra 9 e 13 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. La giornata risulterà ancora perturbata con precipitazioni diffuse un po' ovunque ma in lento miglioramento. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime comprese invece tra 11 e 12 gradi, quindi in netto calo.
Spostiamoci infine sul Trentino Alto Adige. Non si esclude qualche pioggia al mattino, ma col passare delle ore potrebbe far capolino un timido sole. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime oscillanti invece tra 12 e 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.